Mister Lillo Bonfatto, altra vittoria convincente del Licato, soprattutto nel primo tempo siete stati bravi a concretizzare contro una squadra che vi ha anche un po' messo in difficoltà. Sì, devo fare complimenti anche al Bagheria perché è una squadra giovane, ma una squadra che ha idee, una squadra che si muoveva bene, giocava. Noi devo fare i complimenti ai ragazzi perché l'abbiamo preparata così, l'abbiamo interpretata per partire forte, ci è riuscito, abbiamo sbloccata. Poi è normale, ci sta, dopo che il primo tempo stai 4-0 puoi mentalmente mollare, però poi abbiamo preso gol, poi ci siamo ripresi, a tratti abbiamo fatto le cose giuste, a tratti sinceramente abbiamo fatto la cosa un po' più difficile, però per il risultato che c'era ci poteva stare. Ecco, oggi la scena se l'è presa almeno a livello di marcature Luca Palmisano e la conferma comunque del fatto che hai tanti giocatori che possono fare male anche in diverse maniere. Sì, diciamo che per statistica nelle mie squadre hanno sempre segnato un po' tutti, sappiamo che possono segnare gli attaccanti perché devono fare gol obbligatoriamente, gli esterni però anche ho mezzali che si inseriscono e possono fare gol, poi i terzini che spingono, quindi diciamo che per ora gira bene, fanno gol e siamo contenti, però a me quello che interessa più di tutti è che l'atteggiamento non deve mai mancare, la voglia di vincere le partite non deve mai mancare e quindi siamo contenti. Ecco, siete contenti? Adesso domenica prossima altro esame importante lontano da casa. Intanto che partita ti aspetti e come naturalmente hai già in testa qualcosa, anche in base a quelli che sono i giocatori a tua disposizione, dovrebbe tornare pettinato se non sbaglio dalla Sì, squalifica. sì, torna pettinato e siamo contenti che torna perché è giusto avere anche più alternative e così. A me piace che il gruppo mi mette in difficoltà come mi mette in difficoltà durante tutta la settimana perché si allenano bene con la giusta intensità e noi tecnici dobbiamo essere bravi poi a scegliere quello che ti permette la partita, quello che tu vedi durante la settimana, poi puoi fare le cose giuste, puoi fare anche le cose sbagliate, però domenica sappiamo ci godiamo questa partita, oggi già da domani dobbiamo pensare alla prossima che è il Misilmeri, una squadra ovviamente buona, allenata anche da un bravissimo tecnico che conosco e quindi però noi dobbiamo essere bravi a prepararla bene mentalmente, poi ripeto i ragazzi durante la settimana si allenano con quella voglia, con quella determinazione che va fuori dal normale, quindi per me viene facile.